notte dell'inno nazionale si è aperta l'Assemblea degli Industriali di Venezia. In piedi gli imprenditori hanno intonato Mameli, ma non solo. Il presidente di Confindustria, Luigi Brugnaro, ha voluto marcare la storia della città quale crocevia di genti, culture e tradizioni. Non a caso si è cantato anche l'inno di San Marco. Il tutto alla presenza della presidente nazionale di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha giustificato con una battuta la sua presenza a Venezia a distanza di pochi giorni dall'Assise di Treviso. Io sono una grande ammiratrice dei veneti. In primo piano i temi dell'economia, a partire dalla riforma fiscale. Ma noi pensiamo che la riforma fiscale sia molto importante e deve abbassare le tasse prima di tutto sui lavoratori, poi sulle imprese, che sono i due che tengono su questo paese. Noi anche oggi lo ridiremo che è venuto veramente il momento di fare le cose, non solo come dire annunciarle, ma farle concretamente. All'assemblea anche il governatore Luca Zaia, che come la Marcegaglia ha incontrato i lavoratori di Porto Tolle. Il Veneto non può rinunciare a un appalto da 2,5 miliardi. Non ultimo, il presidente Brugnaro ha voluto sottolineare l'importanza in questo momento difficile di fare squadra. Ha ricordato inoltre che le problematiche non ci sono solo a Marghera, ma anche a Mestre.